Ritornano i mercatini di Natale grazie all'impegno delle nostre associazioni, in particolare del Comitato Festeggiamenti La Bella Farò e Pedeguarda e del Gruppo Alpini di Follina. Senza di loro questi eventi risulterebbero impossibili essere organizzati da parte di un'amministrazione e di una realtà piccola come la nostra. Senza di loro, con il loro impegno e con la loro fatica, riusciamo ad offrire alla nostra cittadinanza 4 giorni all'insegna del Natale. Per quanto riguarda la viabilità, sarà chiusa la strada provinciale che porta a Miane, ma ci saranno delle viabilità alternative che potranno permettere appunto ai residenti di Miane di raggiungere con molta facilità il loro paese. Eventi principali ne abbiamo parecchi, dalle camminate alle mostre fotografiche. Ce ne saranno addirittura 2, una in Palazzo Barberis, una nella sala polifunzionale del comune di Follina in via Sanavalle. Ci saranno dei laboratori per bambini che chi vuole venire al mercatino ma vuole essere i bambini in tranquillità si possono fare il giro tranquillamente. Dopo ci saranno dei prestigiatori durante il mercatino per allietare le giornate. Ci sarà Joseph col suo organetto che non manca mai, è anni che viene da noi. Dopo ci saranno 2 stand enogastronomici, uno gestito dal Comitato Festeggiamenti Farò La Bella Pedeguarda e lo stand senza glutine è sempre gestito da noi, e dopo ci sarà lo stand del Gruppo Alpini che ringrazio per la loro collaborazione. L'inaugurazione sarà l'8 dicembre alle ore 15 di fronte al Palazzo Barberis. I mercatini comunque saranno aperti dalle 8 mattina alle 9:30 fino alle 19:30, sia l'8, 9 che il 10 che l'11 dicembre. Vi aspetto numerosi al mercatino di Follina, vi faccio un invito a venire a vederlo che merita. Noi siamo molto attenti agli eventi di territorio, a tutti gli eventi organizzati dai paesi, dalle Pro Loco, perché sono l'humus territoriale che serve a far vivere questo bellissimo territorio e serve anche a far divertire i nostri turisti che ci vengono a trovare. I volontari sono il vero patrimonio di questa terra. Ricordiamo che senza il lavoro di queste decine e decine di volontari non ci sarebbero i mercatini, ma ci sarebbero tante altre manifestazioni su questo bellissimo territorio. Quindi oggi sono venuto qui a portare il ringraziamento della Regione per tutte le persone che si impegnano e donano il loro tempo libero proprio a fare ancora più bella questo borgo più bello d'Italia. Siamo molto contenti di ospitare di nuovo i mercatini, un grazie al comitato che li ha organizzati e a tutte le associazioni che comunque collaborano per la buona riuscita. Sarà un mercatino che attirerà come sempre turisti da tutta Italia, perché con l'Assemblea dei Borghi comunque il territorio si è fatto conoscere e anche molto bene, e siamo contenti perché questo avrà un volano importante anche per quelli che sono poi i nostri ristoratori e i nostri alberghi, quindi veramente speriamo che vada tutto bene e che il tempo ci aiuti.